Giovedì 29 giugno 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavourtere a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda la rivoluzione dei rifiuti. Primo atto: una nuova società metterà insieme i 4 gestori che manterranno la loro autonomia. Ieri sera il sì di Belluno, notizia quindi che riguarda l'intera provincia di Belluno per quanto concerne la gestione dei rifiuti. Foto di copertina e rifugio: il presidente del CAI, festa prima della chiusura, i 60 anni della Sentinella dal Piaz. Il rifugio dal Piaz, a 1993 metri, domina la vallata feltrina. Da Mezza Italia per la cura dei tumori al San Martino, metti un macchinario all'avanguardia. L'acceleratore lineare è costato 1,9 milioni di euro, installato a giugno 2022, e un'equipe giovane e volenterosa di mettersi in gioco. Ecco il reparto di radioterapia dell'ospedale San Martino, diretto da Alessandro Magli. Si erge eccellenza a livello triveneto, con persone che vengono a Belluno per trattamenti radioterapici, ovvero pacchetti che comprendono più sedute, oltre che da Trento 13 da gennaio, da Udine 9, da Treviso 13, ma anche da Bari, Catania, Roma e Torino. Chies dal pago, altre pecore sbranate dall'allevatore, adesso basta, farò io la guardia. Igor De Marca, allevatore di Chies dal Pago, ha trascorso la notte a fianco del recinto dove sono custodite le sue pecore. La notte precedente, quella fra martedì e mercoledì, il lupo aveva fatto razzia uccidendo e sbranando 6 capi del suo gregge che si trova a Pianformosa a Chies dal Pago. Sempre in primo piano, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, pista da bob, prime discese di prova fra 17 mesi, Olimpiadi, appalto e a settembre la partenza dei lavori. E sempre in merito a Cortina e le Olimpiadi, si comincia a vedere il futuro di Cortina. Ora presenteremo il progetto ai cittadini. Da parte nostra c'è la massima soddisfazione. Dopo tanti progetti cominceremo a vedere le strutture che saranno il futuro di Cortina. Il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi esprime tutto il suo compiacimento per la pubblicazione del bando. Approfondimento che si troverà anche sul Corriere delle Alpi. Stiamo parlando comunque dell'importo complessivo di questo bando, di circa 100 milioni di euro, che è l'importo messo a gara rispetto all'investimento complessivo di 118 milioni erotti per il secondo lotto, quindi 100 milioni di euro per la nuova pista da bob che servirà per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, mondiale Superbike, Axel Bassani in Inghilterra per stupire anche a Donington. Televisione, Gigi Marzullo a lezione della bellunese Stracuzzi. E ancora calcio, sta nascendo una Dolomiti solida iniziando dalla difesa. Approfondimento di De Bon riferito alla prossima stagione calcistica della Dolomiti Bellunesi, la squadra del nostro territorio che gioca in Serie D. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso in primo piano una notizia che ci porta sempre a Cortina d'Ampezzo. Asilo Montessori, il giudice respinge lo sfratto urgente. Bocciata la richiesta del comune di far liberare subito i locali a Zue. Esulta l'associazione Facciamo un Nido. Il prossimo anno può partire. Dolomiti, estate sui monti, formato famiglia, corsa all'affitto di case vacanze. Living a Longo, l'autoverx comunale porta in cassa 370.000 euro. Cortina, ha partito l'appalto da 81 milioni per ricostruire la pista da bob, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E anche sull'edizione del Corriere delle Alpi troviamo una notizia messa in primo piano che riguarda la sanità bellunese, in questo caso l'ospedale San Martino di Belluno, cure mirate in tempi ridotti, radioterapia, gioiello dell'USL. Le storie che ci portano a Feltre, che troveremo a pagina 23 a firma di Scottini, profughi volontari trovano impiego nella cura del verde. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia. Meloni, Presidente del Consiglio, contro tutti. La Presidente del Consiglio attacca la stretta monetaria di Lagarde, no al MES, accusa il commissario Gentiloni e ai gufi sull'economia. Le reazioni in aula, Laura Boldrini del PD, Meloni confonde il Parlamento con un ring contro l'opposizione. Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, questa logica del pacchetto si trasformerà in un pacco.
Banca Centrale Europea insofferente verso l'Italia, la Premier i tassi al vertice UE. Da Francoforte emerge un crescente stupore per l'attacco di Roma, il governo solleverà la questione ma teme nuove reazioni sul MES. Nodo Trasporti a pagina 4, l'Italia sul binario morto, cantieri a Ferragosto, 4 giorni di bollino nero, l'alta velocità sarà interrotta a Piacenza, Orte e Sarno, meno treni e fino a 80 minuti in più tra Torino e Napoli. Questa è quindi la situazione per quanto riguarda il trasporto ferroviario nel pieno dell'estate italiana che, come sappiamo, è ricca di turisti anche dall'estero. Pagina 5, lo scontro politico, Santanchè della Camera le sanzioni per Visibilia, la ministra fanno bene. Il testo inserito dai Dem nel dibattito sul DL lavoro, il governo a sorpresa dà parere favorevole, l'esecutivo ribadisce massima fiducia alla senatrice Schlein, il voto dimostra l'imbarazzo. Questa è la dichiarazione della segretaria del PD. E adesso notizie di carattere internazionale, a pagina 6 il traditore Surovikin. L'intelligence degli Stati Uniti, il generale sapeva dei piani di Prigozhin, il Cremlino falso, l'obiettivo era entrare a Mosca per catturare il ministro Shoigu e Gerasimov. Tutti gli approfondimenti a pagina 6. Continuiamo invece con fatti di cronaca che ci portano a Roma, pagina 9, il cadavere di una 17enne in un carrello, orrore a Roma, sospetti su un coetaneo, shock nel quartiere di Prima Valle, la giovane uccisa a coltellate e abbandonata vicino a un cassonetto, fermato un minorenne straniero, un ragazzo che spinge un carrello della spesa del quale continua a grondare sangue sulla strada. No, non è una scena pulp di un film dell'orrore, ma l'immagine reale che un uomo si è trovato davanti ieri pomeriggio a Prima Valle, periferia popolare della capitale. Nel carrello, infagottato in un sacco nero dei rifiuti, il corpo di una ragazza di 17 anni, Michelle Maria Causo, uccisa a coltellate. È stato il ragazzo, anche lì nato nel 2006, a toglierle la vita, e perché? Questi i quesiti nell'approfondimento di pagina 9. E adesso spostiamoci alle notizie che riguardano la nostra regione, il Veneto. Si parla di sanità a pagina 10. Respinti dalla sanità, 7 su 10 non riescono a prenotare le visite. Indagine dei sindacati, popolazione anziana, servono risorse e personale e il 41% dei veneti senza prestazione fissata ha deciso di rivolgersi al privato. Questi i risultati dell'indagine sulle liste di attesa. Chi non è riuscito a prenotare, lo avete sentito, sono 7 su 10, il 31% dei rispondenti è riuscito a prenotare, il 69% non sono riusciti a prenotare, il 77% è in attesa, delle persone in attesa a classe di priorità D. I tempi di attesa per le prenotazioni tramite CUP, ovvero il centro unico prenotazioni, il 41% ha prenotato una prestazione a pagamento, 14 in una struttura pubblica, 27 in una struttura privata. Numeri che di certo devono farci riflettere. Siamo a pagina 11, ancora dal Veneto, ma in questo caso direttamente in provincia di Belluno, una notizia regionale che riguarda il nostro territorio, rischio crolli, no diga sul Vanoi, Trento teme un nuovo Vaionte. Il vicepresidente della provincia scrive agli assessori veneti, l'area presenta anche pericoli torrentizi. Finora non c'è stata alcuna interlocuzione con la regione Veneto, serve un confronto. Politica veneta, ma quale intesa segreta? Sono un antisistema, un virus da estirpare e insieme ci sono riusciti. Marcato sulla versione di Darè, non perdo tempo a commentare certe boiate. Bano, l'incontro c'è stato ma non erano credibili, venuta meno la fiducia. Notizia quindi che riguarda in questo caso la Lega presente in Veneto. Ma continuiamo con le notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a pagina 15, turismo tra le Dolomiti, estate in montagna, formato famiglia, corsa all'affitto di case vacanza. In provincia 10.000 alloggi disponibili, prenotato l'85%, mercato in crescita grazie alla clientela straniera. Sanità bellunese, radioterapia di Belluno attrattiva, il 18% dei pazienti è da fuori USL, balzo in avanti dell'attività grazie ai nuovi macchinari che permettono cure veloci e su misura. E sempre in merito alla sanità bellunese, assistenza sanitaria per i turisti, ecco la rete dei medici di base, professionisti a disposizione dei non residenti dal 1 luglio, visite e ricette saranno a pagamento in base alla tariffa regionale. Continuiamo con pagina 17, alimenti in scadenza ai poveri, nella rete entra anche Aldi, siglata la convenzione con Banco Alimentare, Braccia Aperte e Centro Pigui, salgono a 12 supermercati in provincia che aiutano i bellunesi in difficoltà. Giuseppe Torrente, con questi prodotti possiamo sostenere oltre 400 persone.
Notizia di spalle, scuola, esami di Stato al Segato e al Catullo, i primi maturi. Continuiamo con pagina 18, cultura comunale, teatro, contratto di 1 anno, le associazioni preoccupate. Rinnovo breve per la residenzialità dei 3 soggetti che producono i cartelloni, Boito, Mangheras, Badani incalzano, l'amministrazione ci dica le idee per il futuro. Il documento Avvocati, la pari opportunità sta con il Pride, l'approfondimento in questo articolo di Spalla, e ancora un incubatore per i giovani e il loro talento, fondi di Cariverona per l'ecosistema culturale. Fondazione Teatri Dolomiti ha messo insieme 38 progetti tra enti, scuole e associazioni, una rete creata sul territorio per sviluppare la professionalità in ambito culturale. Siamo a pagina 19, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi tratta la gestione dei rifiuti in provincia di Belluno, smaltimento rifiuti strategico deve restare in mani pubbliche. L'ordine del giorno, Massaro mette tutti d'accordo, scintille sull'operazione holding e il peso di Belluno, l'approfondimento è a firma di Alessia Forzin. Altre notizie brevi che riguardano in questo caso il capoluogo, la ciclopedonale sulla strada provinciale numero 1 a Levigo, priorità comunale, e ancora consuntivo e variazione al bilancio, riscossione non efficace e pochi fondi per la cultura, ma si lavora alle mostre. Passiamo a pagina 21, fatti di cronaca giudiziaria, 2 accessi legittimi all'anagrafe tributaria, finanziere condannato e ancora pizzaiolo sulla cameriera, una pazza che mi usava e voleva rapporti violenti, il processo. Passiamo a Feltre con pagina 22, strada del Pasquare più sicura con semafori e marciapiede. Rivisto e ampliato il progetto per la sistemazione dell'incrocio di Zermen, si potrà arrivare al Casonetto a piedi e verrà estesa anche l'illuminazione. La festa ricorda e soddisfazioni, è arrivata la pensione per un gruppo di docenti, in questo caso sempre del territorio feltrino. Pari opportunità, il caso, la commissione rinvia la decisione sul Pride, notizia quindi che in questo caso interessa l'amministrazione comunale di Feltre come ha interessato pochi giorni fa quella di Belluno. Sanità feltrina, il fisiatra dalla corte se ne va, Ballotta grande innovatore. È giunta l'ora della pensione per il dirigente protagonista del centro di Lamon, sua l'idea della teleriabilitazione per riuscire a lavorare anche durante il Covid. La convenzione inserimento sociale dei migranti con lavori di manutenzione in città, notizia che riguarda sempre Feltre. Rimaniamo a Feltre, maturità, liceo scientifico, c'è già il primo 100, l'ha ottenuto Gaia Masia che vediamo in questo scatto. Complimenti alla giovane Gaia. Siamo nel Feltrino, lupi all'assalto, daini predati, ma per noi 0 risarcimenti. La famiglia Lanciato subì l'attacco del branco nel novembre scorso, 6 esemplari uccisi. Fabiano Guaschi, Avepa ci ha messo 7 mesi per dirci che non siamo un'azienda agricola. All'anno di Piave, camionista minacciato, un coltello sul collo e ora ti taglio la gola. Sempre dalla provincia di Belluno spostiamoci a Limana con pagina 25, nuova mensa delle elementari, via libera all'appalto dei lavori, la struttura con refettorio e cucina costerà complessivamente quasi 1 milione di euro, approvato il progetto esecutivo, il comune punta ad aprire il cantiere a settembre. E a proposito di predatori, Borgo Valbelluna, predatori allevatori, dibattito a Trichiana, l'appuntamento è per domani alle 19:50 nella sala San Felice appunto di Trichiana. Vini bellunesi d'autore natura, Cheers Wine in scena nei Prati, l'appuntamento a Ceresera di Limana, Borgo Valbelluna ancora, Ceramica Dolomite, investiti in 1 anno 8 milioni di euro. Continuiamo con Ponte nelle Alpi, il comune investe sui cimiteri per ricavare nuovi spazi, Erto e Casso, pasticcio burocratico sui tubi dell'acqua. Notizie anche da Chies dal Pago, 7 pecore predate, il lupo ha saltato la rete alta 1,5 metri e sempre da Chies, 20 anni di divertimento con il calcio saponato, l'idea portata appunto a Chies dal gruppo Giovani. Longarone, libro sul Vajont, debutta al portale di Fortogna in occasione del 60° anniversario, la presentazione oggi alle 10:30 nell'atrio appunto del portale del cimitero di Fortogna. Limina Longo del Col di Lana, siamo nell'Alto Agordino, il comune incassa 370.000 euro grazie all'autovelox di Brenta, le spese di gestione pesano sul tesoretto ma i fondi andranno alle manutenzioni, altri 290.000 euro arrivano dall'imposta di soggiorno ma i proventi cresceranno. Turismo, Dollario chiuso in vendita ma Falcade riavrà il cinema, ancora dall'Agordino Agordo blocca le porte della Corriera e va in tribunale.
E adesso spostiamoci a Cortina, Olimpiadi 2026, partito l'appalto della nuova pista da bob, base d'asta di 81 milioni di euro per ricostruirla. Il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea prevede la messa in esercizio entro metà novembre 2025. Via la gara d'appalto per il secondo lotto di lavori dello Sliding Center, che comprende la realizzazione della nuova pista da bob e Eugenio Monti. Il bando per l'appalto dei lavori del secondo lotto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Lo ha fatto sapere il commissario straordinario Luigi Valerio Sant'Andrea attraverso Siminco, la società infrastrutture Milano Cortina 2026. Per chi ci sta guardando, si può vedere anche una ricostruzione del futuro Sliding Center di Cortina fatto dai progettisti incaricati. Voto di Cadore, evade le tasse su 115.000 euro, condanna anche in Cassazione. Ma ancora da Cortina, Montessori, no lo sfratto ora, per il giudice non c'è urgenza. Notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, respinta la richiesta del comune di far uscire subito l'associazione dallo stabile. La presidente Gasparini: possiamo guardare con più tranquillità al prossimo anno. Altre due notizie da Cortina: Sagra e Palio dei Sestieri, sabato musica e festa, domenica l'attesa sfida. E ancora doppio soccorso al calare del buio, serata movimentata quella di martedì per i soccorritori del Sueme. La centrale del 118 è stata contattata dal gestore del rifugio Vandelli, dove si trovava una turista arrivata autonomamente dopo essersi fatta male a un braccio. Dalla rubrica Cultura e Società, ogni muro racconta 1000 storie, intreccia luoghi, comunità e fragilità. L'architetto Masobello per 60 anni ha studiato l'opera dell'uomo, ingegno, fantasia e buonsenso, ed ecco appunto alcune opere d'arte rappresentate da diversi muri fotografati dall'architetto Masobello. Dalla rubrica Giorno e Notte, teatro, un ponte con l'Afghanistan per non fare i gamberi sui diritti. Al Piero Bon va di scena esercizi di un embrione sulla condizione femminile, lo spettacolo chiude un laboratorio per Insieme si può. Appuntamento sabato, notizia che ci porta nel comune di Ponte nelle Alpi. A Feltre invece gemellaggi ed amicizie in mostra con, in questo caso, la nostra associazione, 15 metri di lunghezza, 25 comuni coinvolti, 86 città presenti. Sono i numeri della mostra itinerante Gemellaggi e Patti di Amicizia in provincia di Belluno, realizzata dall'ABM con il contributo del Consorzio Bimpiave, che sarà inaugurata il 7 luglio alle 17:30 nella sala del Fondaco delle Biade a Feltre. Musica, la Chamber Music Dolomiti Festival, l'appuntamento è dal 1 al 23 luglio, giovani talenti provenienti da diversi stati del nostro mondo si ritroveranno nella sede della Fondazione Lucia De Conz, presente a San Gregorio nelle Alpi. E adesso le pagine sportive, iniziamo con lo sport del volley a 3, De Col torna a casa, il centrale al Pagotto porta alla Darold qualità e centimetri. Giocava con Macerata, 11 gare e 48 punti, 9 a Belluno, ragionamenti delicati sulla conferma di Capitan Paganin. Maratona Dolomites, lo squalo Nibali e numerosi bellunesi si sfidano sui passi. Domenica la 36esima edizione, al via 8.000 ciclisti da 75 paesi, ci sarà anche una quarantina di appassionati della nostra provincia. Bocce, selezioni per gli italiani, Loredana Lavina sbanca al torneo di Cavarzano. Sci di fondo, Dalmagro non vuole fermarsi più, adesso le classiche con i giganti. E ancora corsa in montagna, Transcivetta, le iscrizioni prorogate fino al 9 di luglio. Calcio a 5, torneo di Seren del Grappa, la Coppa va a Riva, Marco la soppressa a il J-Style, ed ecco appunto le squadre che si sono fronteggiate in questo torneo svoltosi a Seren del Grappa. Giochi proibiti, Euro Under 21, Italia eliminata, ci condannano il KO con la Norvegia e la classifica avulsa. Ma terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo nel complesso è regolarmente nuvoloso, con spazi di sereno più presenti nelle prime ore, addensamenti più compatti sulle zone montane dal pomeriggio. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.